Ben ritrovati dalla redazione. Sfugge un matrimonio combinato grazie all'aiuto del suo professore universitario. Incubo finito per una studentessa di origini bengalesi trattenuta in Bangladesh per settimane contro la sua volontà. I parenti volevano costringerla a sposare un uomo che lei non amava, ma un messaggio al suo docente l'ha salvata. La giovane, iscritta all'Università di Trieste, ha contattato il professore spiegandogli che non avrebbe potuto seguire il suo corso a frequenza obbligatoria perché era prigioniera in Bangladesh, privata di documenti, maltrattata e con l'angosciante prospettiva delle nozze forzate. Il professore si è attivato subito denunciando la situazione alle autorità triestine, che a loro volta si sono messe in contatto con l'ambasciata italiana a Dhaka per mettere al sicuro la giovane di circa 25 anni. Operazione riuscita. Nei giorni scorsi la studentessa è tornata in città e ora verrà sentita dagli inquirenti. La procura ha aperto un fascicolo non appena è stata messa al corrente del fatto, affidando le indagini ai carabinieri, così come questi rientrano a pieno titolo nei reati del codice rosso relativi alla violenza di genere. È morto in un incidente in Polonia il pilota pordenonese Matteo Doretto, 21 anni, campione italiano junior in carica. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di ieri nella regione Varmia-Masuria tra Elangovo e Pasim durante i test che precedevano l'Orlen Oil Rally Poland, quarta prova del campionato europeo di specialità a cui Friulano prendeva parte nella classifica riservata ai junior. I carabinieri della stazione di Fontanafredda Pordenone hanno denunciato 5 minorenni per il danneggiamento aggravato in concorso dell'ex mensa del comune. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 30 marzo scorso, quando un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare forti rumori provenienti dalla struttura. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, hanno scoperto il danneggiamento dei bagni, di velti sanitari, delle porte di accesso che risultavano forzate, delle cucine, danneggiamento delle celle frigo, del forno professionale e di altri arredi presenti e di altri arredi con rottura degli armadi presenti. I vandali si erano anche divertiti a staccare dei supporti ed azionare gli estintori presenti, la cui polvere estinguente era stata interamente scaricata sul pavimento e sui muri della struttura. I danni sono stati stimati in circa 40.000 euro. Gli incidenti da scivolamento e inciampo rappresentano il 40% degli infortuni di media o lieve gravità in ambito professionale in Friuli Venezia Giulia. È emerso in Confindustria Alto Adriatico a Pordenone in occasione di un convegno sulla sicurezza sul lavoro. I traumatismi legati a scivolamenti e inciampi vengono spesso trascurati perché privi di dinamiche eclatanti, ha spiegato Carlo Bisio, psicologo del lavoro ed ergonomo. Eppure costituiscono una sfida complessa con cause che spaziano da fattori ambientali a aspetti organizzativi e culturali. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, in Carnia verso il Cadore nel pomeriggio possibile qualche rovescio isolato temporale sulla costa e sulle zone orientali nella notte e al mattino, bora moderata con raffiche anche sostenute a Trieste, poi brezza, caldo che si farà piovoso su pianura e costa. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 18 e 21, le massime fra 30 e 33 gradi, sulla costa minime fra 20 e 23, le massime fra 29 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.